Siamo presso il comune di Ribera, parte oggi questa sera con l'inaugurazione il Riberella Winter Food Festival, la sagra dell'arancia di Ribera DOP. L'iniziativa durerà 4 giorni fino al 9 dicembre, tante le iniziative, ma ne parliamo con il dottore Pasciuta che è stato un po' l'anima di questo evento. Sì, l'anima di questo evento, ma grazie ai tanti supporti, collaborazioni, Comune, Proloco, le scuole che non voglio dimenticare, l'Istituto Alberghiero e il Liceo Turistico e tanti altri che hanno riempito di contenuti questa 4 giorni. Ci è sembrato importante celebrare ancora una volta, riprendendo una vecchia tradizione che Ribera, penso, e tutto il comprensorio non deve dimenticare, e quindi con il sindaco abbiamo concordato di istituzionalizzare questo evento perché l'arancia di Ribera, che dà lavoro e reddito a 14 comuni e in particolare a Ribera, non può essere, come si dice, non considerata, e quindi questa è l'occasione per celebrarla. L'abbiamo voluta fare all'inizio della campagna agrumicola proprio per comunicare al mondo, ai nostri consumatori, stimati consumatori che ne apprezzano le eccellenti qualità, ed è l'occasione anche per, dal punto di vista gastronomico, gustare questi piatti che 15 chef si alterneranno a fare i propri piatti, a fare dei concorsi di cocktail che tanto diciamo, come si dice, tanti giovani ormai conoscono l'arancia attraverso diciamo, questa bibita, questa eccellenza, perché nel cocktail c'è tutto un mondo, ma anche un momento di approfondimento e vedere come organizzare le vie della zagara, come costruire reddito non solo con l'agricoltura e quindi con la coltivazione dell'arancia, ma anche con l'ospitalità. Oggi abbiamo fatto questo convegno di apertura, domani ce ne sarà un altro sulle innovazioni, proprio per far sì di comunicare ai nostri produttori che non bisogna stare fermi, non bisogna cullarsi sugli allori, ma bisogna sempre innovarsi, sempre investire, proprio perché è un mondo in evoluzione, e quindi oggi puntare sul futuro significa innovarsi, significa ancora di più trovare nuovi mercati, migliorare le tecniche di coltivazione, e tutto questo garantendo che l'ambiente rimane pulito e salubre. L'ambiente va rispettato, l'arancia da questo punto di vista sta facendo dei passi in avanti, da 6.000 ettari ne abbiamo 1.000 in biologico, ed è veramente l'aspetto più importante, proprio quello di garantire ai consumatori su un prodotto che già è qualitativamente eccellente, ma deve continuare ad essere sano, buono e bello. Al via questa sera il Riberella Winter Food Festival, ritorna dopo tanti anni, un'iniziativa qui a Ribera, una 4 giorni che si snoderà con tantissime iniziative. Ne parliamo con Carmelo Pace, primo cittadino. Ma io intanto direi finalmente, perché la sagra mancava a Ribera da tanto tempo, forse da troppo tempo. Il periodo penso che sia indicatissimo, siamo all'inizio di dicembre, quindi in piena campagna agrumicola. L'organizzazione curata dal Presidente Pasciuta è stata impeccabile, più che una festa è un evento di promozione dell'arancia, e penso che questa sagra darà là per l'avvio di una seria promozione del nostro prodotto. E quando parlo del nostro prodotto parlo dell'arancia di Ribera DOP, e sotto questo marchio siamo 14 comuni a commercializzare. Quest'anno la produzione è una produzione straordinariamente eccellente, il prezzo sta tenendo, auguriamocelo, perché ne va dell'economia intera di un intero comprensorio.